Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Nei tempi moderni, dove il politically correct è di casa, ricorda tanto il dire e non dire tipico del linguaggio italiano sul tema emigrazione e immigrazione, esistono anche voci fuori dal coro, gente che ha provato sulla sua pelle la vera immigrazione con la valigia di cartone e poche cose, l'iter per entrare in America, nel caso specifico in Canada, vivere seguendo le regole quotidiane, senza sgarrare di una virgola, per poi, terminato il periodo, far rientro nella piccola patria. La storia di Nelly, che attraverso questo audio racconto ci vuol riportare in calce il suo pensiero. Oggi, primo giorno di primavera, voglio dire come la penso. 72 anni fa ero stata emigrante con i genitori in Canada. È stata dura per i miei genitori. 15 giorni di nave, trovarsi in terra straniera, senza saper parlare la lingua. Sì, io ero piccolissima e mi inserii alla scuola fino alla quinta elementare. Ero felice di vedere tutto così grande e tanta gente, ma per i miei genitori era dura, per il lavoro e la lingua, e non c'era il lusso che c'è ora. So pure io cosa provai nel rientro. Era brutto i paesini, già cominciavano ad adeguarsi, però le strade ingaiate, animali mai visti prima, ero infelice. Però pian piano ero contenta, mi abituai nel paese, con la lingua e la scuola. Tanti amici che ci si trovava a giocare assieme, passeggiate lungo l'argine dei fiumi e i fossi, vedere le primule che ora non si vedono più. Le nostre mamme al fiume lavavano. Quanto era bello quello cielo azzurro col canto delle rondini. Nella mia povertà ero felice, non mi faceva rabbia chi era più ricco di me. Questo non lo penso nemmeno ora, la vita il Signore ce l'ha regalata, però perciò dovremo imparare ad essere più socievoli, dialogare, non sentirsi mai inferiore né superiore, ma tutti uguali. Scusate, la penso così, ognuno è libero di pensare la sua maniera. Ringrazio Friul TV e specialmente il direttore Omar per gli auguri e tutto lo staff. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.